Lo sapete che Topolino, il personaggio più famoso della Disney, potrebbe essere nato a Napoli? Correva l'anno 1920, quando la nota azienda La Sorgente produsse un famoso anice reale. Ma fin qua nulla di strano, fin quando non notiamo che sull'etichetta è raffigurato un famoso topolino con tanto di guanti e di pantaloncino. Ma com'è possibile se il topolino della Disney nasce negli Stati Uniti 8 anni dopo? Ebbene amici, leggenda narra che un certo Michele Sorice, ricordatevi il nome, disegnatore dell'azienda La Sorgente, dopo aver realizzato le etichette delle bottiglie di liquore, emigrò in America in cerca di fortuna. Lì avrebbe incontrato un certo Walter Elias Disney, Walt Disney, magari mostrandogli i suoi lavori, i suoi disegni. Fatto sta che poi nel 1928 Walt Disney farà nascere Topolino. Cari amici, personalmente ho controllato i registri degli emigranti arrivati in America tra il 1820 e il 1957 facendo una scoperta, cioè che un certo Michele Sorice sarebbe arrivato ad Ellis Island proprio nel 1924, 4 anni prima della nascita di Topolino. E secondo voi, dietro a questo racconto, c'è più storia o più leggenda?